Buongiorno, allora ci troviamo nella sede del Sindacato Pensionati Italiani di Villafranca. Siamo in compagnia della signora Rita, 81 anni, e la signora Rita si è fatta controllare la pensione dagli uffici dello SPI, appunto del Sindacato Pensionati Italiani di Villafranca, e cosa ha scoperto? Ho scoperto che mi manca gli assegni familiari, essendo che sono invalida al 100%. E allora il sindacato ha riuscito a mettermi a posto, insomma, Ecco, quindi lei ha fatto controllare la pensione dagli operatori del sindacato e ha scoperto che avanzava quanti soldi dall'INPS? 52 euro al mese. Ecco, praticamente dopo il controllo della pensione la signora Rita ha scoperto che l'INPS le deve 50 euro in più al mese, quindi da quando ha scoperto questa cosa la sua pensione è diventata più ricca di 50 euro e quindi chiaramente questo la sta aiutando anche a vivere più serenamente, più tranquilla. Sì, proprio. Ecco, dopo proviamo a chiedere anche a chi ha fatto il controllo della pensione se ci può spiegare tecnicamente cosa è successo con la signora Rita, che tra l'altro sappiamo essere venuta qua in teoria per altri motivi, ma poi grazie al vostro controllo è riuscita a scoprire che in realtà aveva una pensione più alta della... Non ricordo proprio benissimo, però penso che la signora sia venuta in seguito anche alla pubblicità che stiamo facendo, dicendo venite a controllare la pensione perché potrebbero esserci dei diritti nascosti che non conoscete e ai quali invece avete diritto. Nel discorso della signora Rita ci trovavamo di fronte a una signora che è diventata invalida al 100% ed è tuttora titolare di una pensione di reversibilità. Questo ha comportato che dal momento in cui è entrata ha avuto il diritto alla pensione di reversibilità abbiamo potuto chiedere all'INPS gli assegni al nucleo monoparentale perché la signora è da sola e quindi l'INPS ha dovuto rifare tutti i conti della pensione, praticamente partendo dal 2015 ed arrivare ai giorni nostri. È stato... sono 50 euro al mese, diciamo sono 600 euro l'anno, calcolando che sono 2 anni e qualcosa, sono 1200-1320 che la signora ha avuto in più come arretrati. E adesso tutti i mesi si trova sulla sua pensione, oltre alla pensione anche 52 euro. Ecco, quindi sottolineiamo che la signora Rita non ha ottenuto solo l'aumento della pensione, che questo chiaramente le durerà per tutto il resto della vita, ma anche ha avuto indietro una somma di arretrati, quindi insomma alla fine questo controllo pensione è servito sicuramente per dare una svolta comunque. È andato benissimo insomma il controllo perché almeno si è pareggiato i conti, insomma, si è messo nelle cose più sincere, più giuste, insomma. Ecco, lei non si attendeva di poter avere questa bella sorpresa venendo qua al sindacato? Sì, non mi aspettavo, comunque adesso mi hanno messo a posto, insomma, che va bene. Ecco, quindi adesso insomma con questi soldini in più diciamo è più semplice anche fare le cose di tutti i giorni, la spesa, eccetera, il regalino in più al nipote o cose del genere. Sì. Perfetto. Ecco, vogliamo dire un attimo quindi cosa devono fare le persone, chi sono le persone interessate da questo possibile... questo nuovo, diciamo, questi possibili soldi in più per la propria pensione. Ci sono svariate cose, nel senso che se vogliamo parlare proprio quello che abbiamo fatto per la signora Rita, si tratta di persone che sono vedove di lavoratore dipendente, prendono la reversibilità e hanno anche un'invalidità del 100%. Le due cose combinate, e se il reddito chiaramente non è troppo alto, possono dare diritto a questo assegno monoparentale che sono 52-53 euro al mese.
Dopo però ci sono anche altre cose, perché noi abbiamo persone che hanno 500 euro al mese e non vengono a farsi controllare la pensione, invece magari avrebbero diritto a delle piccole maggiorazioni che le porterebbero, se non altro, se assieme al requisito dell'età, le porterebbero ad avere sui 620-625 euro al mese. L'importante è che la gente capisca che deve venire qua e farsi controllare la pensione. Dopo, se non c'è niente, non possiamo fare nulla neanche noi, ma se c'è qualche cosa glielo facciamo avere. Ecco, quante pensioni controllate, pensioni avete controllato da quando, diciamo, è partita un po' la campagna? Solo queste che io ho davanti sono tutte pensioni che hanno ricevuto qualcosa. Dopo è chiaro che ne avrò fatti almeno un altro ventina circa di controlli, però non controllo con l'INPS, controllo io e dopo, se vedo che c'è la possibilità, faccio anche la pratica. Io o comunque i miei collaboratori previdenziali, se c'è la possibilità si fa la pratica, se non c'è la possibilità non la si fa. Insomma, stamattina proprio ho fatto una pratica per una 14ª che andrà indietro di 5 anni. Quindi insomma sono bei soldini quando arrivano. Allora, giusto per capire forse un pochettino meglio il caso della signora Rita, la signora Rita è una signora vedova, infatti percepisce una pensione di reversibilità della categoria lavoratori dipendenti. Inoltre la signora nel 2015 è stata dichiarata invalida al 100%. Il 100% dà la possibilità alle persone che si trovano in questa condizione di avere un assegno al nucleo familiare monoparentale di circa 52 euro. Nel suo caso, nel caso di Rita, l'assegno monoparentale è stato dato nel 2015, 2016 e 2017. Nel 2015 è stato di 211,64, nel 2016 è stato di 634,92 e nel 2017 di 476,19, perché per il 2017 il calcolo è stato fatto fino al 30 di settembre, quindi la rimanenza la verrà a prendere man mano sopra la pensione, per un totale di 1.322,75 euro di arretrati. Inoltre, come si può vedere, la pensione della signora è passata da un 726,80 di importo lordo di pensione più 52,91 che è l'assegno al nucleo monoparentale, è andata a 779 lordi. È chiaro che dopo con le tasse il netto è un pochettino più basso, però comunque c'è qualcosina in più rispetto a prima. Buongiorno, sono Gianfranco Adamoli e sono responsabile della sede dello SPI CGIL di Somma Campania. È parecchio tempo che svolgo questo lavoro, sono circa 14 anni. E una delle cose che mi ricordo maggiormente quando ho iniziato a fare appunto questo lavoro, mi hanno detto che appunto questo lavoro consiste nel controllare la busta paga dei pensionati, l'OBISEM, cioè controllare l'OBISEM per vedere se appunto ci sono tutte le maggiorazioni alle quali hanno diritto. Ecco, noi è già da molto tempo che facciamo questo lavoro e sono molto favorevole con l'iniziativa che ha fatto lo SPI regionale ultimamente, la campagna dei diritti inespressi, perché c'è stata una bella pubblicità e abbiamo avuto anche noi un maggior flusso di gente che è venuta qui a farsi controllare la pensione. Ecco, adesso vorrei illustrarvi dei casi degli ultimi periodi, dei casi in cui abbiamo recuperato delle cifre. Allora, il primo caso che ho qui, che volevo farvi notare, questo è il caso di una signora. Questa signora aveva l'invalidità civile al 100% e da aprile del 2014 e del 2013, anzi mi sono sbagliato, ecco, e non aveva mai fatto richiesta dell'assegno al nucleo per se stessa. E allora, venendo qui la figlia, le ho fatto notare che lei avrebbe potuto avere diritto appunto all'assegno al nucleo per se stessa, e facendo la domanda qui abbiamo recuperato, mi hanno dato gli arretrati appunto da aprile 2013, che la signora si è portata a casa 2.857 euro, e in più
percepisse 52 euro al mese in più, che è l'assegno. Un attimo che te lo faccio vedere, eccolo qui, 52,91, che è l'assegno per il nucleo in trattamento di famiglia. Ecco, questo è un primo caso, ma ne abbiamo fatti, non dico centinaia, ma moltissimi di questi casi qua, perché ognuno che viene qui adesso che ha l'invalidità al 100%, controlliamo se questo ha una pensione da lavoro dipendente, che può avere diritto o alla maggiorazione degli assegni su invalidità al 100%, oppure se è vedovo o vedova l'assegno per se stessa. Ecco, questo è un caso di cui noi ci teniamo molto a controllare. Ecco, un'altra cosa. Questo è un caso molto interessante. Qui siamo riusciti a recuperare 51.275 euro. È una bella cifra. Questa signora, questa è una signora che è invalida al 100%, è inabile e prende l'accompagnatoria. Questa le avevano tolto sia la pensione di invalidità che l'accompagnatoria da gennaio 2012 e noi non riuscivamo a capire come mai gli avessero tolto l'accompagnatoria e in più la pensione di reversibilità. Allora abbiamo fatto subito una ricostituzione e mandandole via i RED che la signora aveva puntualmente fatto e anche tutti i moduli ICRIC che lei aveva presentato, tutti i moduli. Ho fatto la ricostituzione, ma hanno risposto che l'indebito rimaneva. Allora mi sono anche un po' infufato, perché ho detto come mai che mi continuano a lasciare questo indebito. E allora ho mandato, in collaborazione col patronato Inca di Villafranca, è andato appunto a Verona per vedere da dove proveniva questo indebito. E il responsabile delle invalidità civili ci ha detto che nel 2012 avevano chiamato alla revisione la signora per la visita dell'invalidità civile e la signora non si era presentata, dicevano loro. Invece io, quando dopo me l'ha detto, avevo il verbale della visita che aveva fatto, che le era stata riconfermata, che a Verona non riuscivano a trovarlo, ma io ce l'avevo, ho mandato praticamente il verbale e mi hanno riconosciuto tutto l'indebito e in più la signora ha ricevuto i 36.000 euro di indebito che le avevano calcolato e in più le hanno dato 15.007 euro. Ha percepito questi soldi qua. Ecco, la signora non può venire perché la signora è inabile dalla nascita. Ha dei problemi, ma anche la mamma ha dei problemi e allora non è potuta venire. Ecco, un altro caso che riguarda le 14esime. A questo caso abbiamo qui la signora Paola che può spiegarvi lei personalmente cosa è successo qua nel caso suo della 14esima. Allora, un po' ignoranza mia, perché bisogna precisare, solo che quest'anno dovevano andare in automatico, vero, senza richieste, senza niente. Vedendo che non mi arriva né a luglio né a agosto, sono venuta qui. E loro mi hanno risolto il caso. Per giunta, quest'anno l'ho presa, quella che era dovuto al caso mio. Io avrei dovuto prenderla già 3 anni fa, 2014, però non lo sapevo. Ecco, e niente, ho preso anche gli arretrati. Vediamo in particolare il caso della signora Paola, che ve lo spiego meglio io. Allora, la signora avrebbe maturato la 14esima già dal 2014. Come si vede qua, avrebbe maturato appunto già nel 2014 perché ha compiuto 64 anni nel 2014. Non bisognerebbe dirlo nei confronti della signora, ma comunque dai, va bene. Però la signora, siccome che aveva diritto parzialmente
alla quota di 14esima, lei pensava di essere fuori dalla cifra, perché si era propagandato che la cifra per avere diritto alla 14esima era di 9.786 euro, che non era vero, perché era sì 9.800 più la quota spettante lei della 14esima, che il suo limite di reddito doveva essere 10.332 e la signora era sotto i 10.332 parzialmente, e allora io, facendo la ricostituzione, me l'hanno dato la 14esima parzialmente nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Nel 2017, che i limiti sono, che sono aumentati a 2 volte il minimo, allora ha diritto alla 14esima per intero, e allora quest'anno gli hanno data per intero. In totale la signora ha percepito 1.088 euro, insomma non sono, è una bella cifretta, se ne aveva diritto. Ecco, allora noi non è che qui a Somma Campagna sia io solo che lavoro, ho anche dei collaboratori, che mi affiancano, molto validi, e quindi uno che pensa di aver diritto alla 14esima o potrebbe aver diritto alla 14esima, sarebbe opportuno che passasse qui dal nostro ufficio, che noi verifichiamo se questo è realmente diritto. Allora, per avere diritto alla 14esima non è che la 14esima la pagano d'ufficio, perché in certi casi bisogna richiederla la 14esima, perché è legata al reddito, la 14esima, al reddito personale, non reddito coniugale, al reddito personale. Qui bisogna vedere se uno ha altri redditi oltre alla pensione, perché quelli della pensione li conoscono, se appunto l'interessato ha altri redditi oltre alla pensione. La casa d'abitazione non conta, in questo caso la casa d'abitazione non conta. Altri redditi si intendono anche se uno, per esempio, va nei campi e va a fare la campagna, che va a vendemmiare l'uva e prendeva di voucher, oppure prende di altri soldi. Questo è un reddito che in questo caso bisogna dichiararlo. E allora bisogna verificare appunto persona per persona se uno ha diritto alla 14esima. Sarebbe opportuno che quelli che sono i limiti di reddito facessero un giro qua per vedere appunto se hanno diritto a questa benedetta 14esima.